Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno Antonino, a te la linea. Buongiorno Natalia, amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista, l'ultima puntata, io sono Antonino Danna e oggi è sabato 25 luglio 2026, questo che vedete è il pavimento dell'officina Garage Gasparri di Legnano, perché su questo pavimento, come vedete, si trova essa. Questa è la GTV, anzi 1750 America, che i fratelli Alfio e Tullio Biagi, che ringraziamo, con cui abbiamo camminato in tutti questi anni, grazie veramente per quanto avete fatto per questa piccola trasmissione. Grazie a lei, grazie a voi. Figuratevi. Loro hanno resuscitato questa macchina. Che cosa è successo? Noi l'avevamo raccontata la volta scorsa, poi che cosa è successo? Lui praticamente non riusciva a carburare in modo perfetto, come diceva me. Regola tiranti, regola carburazione, regola tutto, però dai 2.000 ai 3.000 giri non piaceva. A quel punto ho deciso di rismontare la pompa, metterla al banco, aprirla. Una volta aperta ci siamo accorti che mancava una molla. Fortunatamente il proprietario della vettura aveva 2 pompe, nell'altra pompa la molla c'era. Domenica mattina sono venuto qui in silenzio, tranquillo da solo, sono riuscito a smontare la molla da una parte, rimontarla dall'altra. Rimontato la pompa in vettura, rifatto ancora tutte le tarature da capo e adesso la macchina va come mi piace. E come va? Va bene, adesso possiamo anche provarla. E allora proviamola, intanto la facciamo vedere ai nostri ascoltatori. Ecco qua. Sì. Mi pare che il minimo lo tenga tipo orologio. Eccoci qua. Vi ricordo che qua il servofreno è doppio, lo vedete, e quella è la pompa di iniezione spica. Adesso la andiamo a vedere dall'altro lato. Eccoci qua. 1750, iniezione, sistema Alfa Romeo, spiga, signori. Guardate che esempio di tecnologia italiana del 1969, se non sbaglio, no? Di che anno è? Le prime omologazioni in America di questa vettura erano del 63-64. Addirittura, ecco. Pensate che roba. Redaelli, con cui abbiamo salvato l'Alfa 90 CEM di un nostro lettore quando facevamo il giornale cartaceo. Ricordiamolo, perché noi siamo stati i primi, gli altri ci possono fare solo un baffo e copiare. Permettetemi questo momento di legittima sporoneria. Allora, portiamola su strada, la facciamo cantare? Bene. Pensate, non l'abbiamo fatto mai, eppure giusto all'ultima puntata vi portiamo in giro, perché come sapete la radio ha i piedi e quindi avendo i piedi può andare in giro. Adesso io mi calo nell'abitacolo. Dunque una gamba dovrei riuscire a infilare. Scusi un attimo. Adesso dovrei riuscire a tirare indietro l'altra con una manovra fantoziana, ma grazie. L'abbiamo fatto. Sì, perfetto, eccoci qua. Allora, andiamo per le vie di Legnano. Legnano violenta. Tubo. Staccato. Sì. Perfetto. Eccoci qua che andiamo per strada, ladies and gentlemen. Potete udire anche il motore da 1750, in realtà sono 1779.
il proprietario della vettura non c'è perché è al mare, Sì, però ha avuto modo di provarla questa settimana sì. ed è rimasto meravigliato. Beh, Anche in seconda, vedi come si sì. come si era visto nell'altro video di quel signore che provava l'Alfetta. Bellissimo. Siamo in terza, stiamo andando praticamente a 30 all'ora. Sì, appunto. 1500 giri, Sì. basta premere l'acceleratore e Mamma mia. prende in maniera eccezionale. In un certo senso ricorda un po' il V6. O no? No, in terza. Sì. Guarda che roba. C'è un pezzo di rettilineo dove possiamo praticamente Ora la proviamo in rettilineo, vedete, il mondo dal 1969, come vedete, si vede molto meglio, con più colore, aggiungerei. Meraviglioso, c'è una spinta, signori. la terza che Ha voglia. è un rettilineo un po' corto questo. Questo quanti cavalli fa? Perché nell'Alfetta era 122. Questo sarà qualcosina di meno, Sì. 1750, l'Alfetta era un 2000. No, la prima era 1779 come Sì, questa. 1008. Che meraviglia, guardate che roba, guardate. Mentre prima, Sì, quando si accelerava dai 2000 ai 3000 giri, sembrava che gli mancasse l'anima. Sì, Che gli esatto. mancasse l'anima. faccio notare che è piantata a terra, cioè dà proprio la sensazione di essere uno skateboard Adesso che siamo in corre. terza, Sì, praticamente stiamo facendo questa curva neanche a 20 all'ora, già, come se fossimo quasi al minimo. esatto. Cioè di solito a sta velocità i motori annaspano, In strappano ballo. e si spengono. Basta. Sì, adesso va. Ole. Siamo soddisfatti anche noi. Direi. Più che altro mio fratello che lui si è estardito e voleva a tutti i costi risolvere questo problema. Beh, lui si è intestardito anche per resuscitare il motore della 166 a suo tempo, quindi proprio tipico suo. Ma diciamo una cosa, ecco, a me piace ricordare che questa è una grande testimonianza di tecnologia italiana degli anni 60, che è veramente frutto di gente visionaria, capace, intelligente, gente che è riuscita a pensare delle soluzioni che altri sono riusciti a raggiungere solo con l'elettronica. Questo per dirvi le capacità dell'Alfa Romeo. Pensate che questa macchina risponde già a dei criteri anti-inquinamento, cioè sì, noi abbiamo l'Euro 4, 5, 6, 7, ma a partire dal 67 in America, soprattutto lo stato della California, impose tutta una serie di normative per la tutela dell'ambiente. E quindi le case automobilistiche che volevano vendere negli Stati Uniti d'America e segnatamente in California dovevano rispettarli, ed erano tutti dei valori molto stringenti rispetto alle vetture europee. Funzionavano col carburatore anche le altre macchine americane. Quindi pensate voi che monumento di tecnologia è questa macchina, veramente, proprio Poi c'è top. una piccola storia che ci aveva raccontato sempre il signor Sì. per lui, essendo La storia è quella del dito, del cioè? che stavano facendo delle omologazioni ed erano in America e quindi le emissioni non erano proprio perfette. E allora, dato che c'era un meccanico che seguiva sempre questo signor Dario, e per abbassare un po' queste emissioni, parlando in italiano, che era Certo. il pulitore, cioè mettere dentro il dito con lo straccetto per pulire
corpo farfallato in modo da poter abbassare Certo. ufficialmente le emissioni e corrispondere a quelle prescritte. E infatti così sono riusciti. E lui la raccontava spesso questa storia. Sì. Eccoci qua al rientro, stiamo tornando in officina. Eccoci qua. Quel di via San Bernardino nel 111. Insomma, oggi abbiamo fatto la radio in movimento che effettivamente non l'avevamo fatta mai. Eccoci qua, ogni tanto il segnale del non ci ha assistito, però sotto è riuscito tutto. Vediamo un po', stiamo facendo manovra. Adesso ci mettiamo così. Sì, perfetto. Dunque, per uscire, questo no. Eccoci qua, sì. Adesso in qualche modo cercherò di uscire, di spacchettarmi dall'abitacolo. Un po' piccolo per lei, diciamo. Ma piccolo ma avvolgente. Olè. Eccoci qua, siamo tornati in officina. Rieccoci qui, il giro è stato perfetto. Per me sì, indubbiamente. Indubbiamente soddisfacente, quindi non ci possiamo affatto lamentare. Ecco qua. Fatto di sperare parecchio, Sì, però ne è valsa la pena, decisamente. Infatti anche Matteo, proprietario della vettura, questa settimana quando è venuto, perché gli avevo detto che c'era lei, mi ha detto mi dispiace non posso esserci perché ho la moglie e la figlia al mare, devo andare da loro, però quando l'ho provata è sceso, aveva gli occhi lucidi quasi dalla soddisfazione e dalla gioia. Ne è valsa la pena, ne è valsa la pena. Il collegamento era trasmissione, perché ha detto sì, la guardo. Penso pure io. Le 9:50 minuti, 029294 7222, se volete essere dei nostri, oppure 340 670 9659 se ci volete mandare i vostri messaggi. Allora, insomma, mi pare che questa macchina sia abbondante e degno epilogo di questa trasmissione che ha accompagnato, insomma, tutti voi nel corso di questi anni. Io vi dico la verità, penso che questa trasmissione abbia assolto a un dovere che molto probabilmente altri non hanno potuto assolvere. E questo dovere è raccontare un paese, raccontare soprattutto una grande azienda che vuole in Italia, che la farà i migliori successi possibili nel tempo che verrà. Perché? Perché l'Alfa Romeo è l'Italia, l'Alfa Romeo siamo noi, l'Alfa Romeo ha attraversato tutto il Novecento al servizio dello Stato, al servizio dei cittadini. Vorrei ricordare che appena qualche mese fa è stata esposta Alfetta Scudo Largo, che era parte della scorta di Aldo Moro, è stata restaurata con rispetto e aggiungerei anche con molto amore dall'autocentro della polizia, che ha ricostruito la macchina, l'ha rimessa in condizioni di durare e di testimoniare un momento di storia del nostro paese. Vorrei ricordare che un'auto come questa era, nella versione 2000 però, GT Veloce, era l'auto di uno degli intellettuali più scomodi della seconda metà del Novecento, ma anche uno dei più lucidi, un alfista appassionato, Pierpaolo Pasolini. E con quella macchina lui andava a raccontare la Roma violenta di metà degli anni 70 e sapete che quella macchina ha significato molto anche per la sua misteriosa fine. L'Alfa Romeo è stata l'esaltazione di un certo tipo di Italia che probabilmente oggi si è molto ridotta, ma esiste ancora, per fortuna. È stata l'esaltazione di un'Italia che ha sempre gettato il cuore oltre l'ostacolo. E gettare il cuore oltre l'ostacolo è quello che faceva Nuvolari, è quello che faceva
chiunque abbia corso con queste vetture, chiunque abbia provato l'ebbrezza della velocità, ma alla fine è quello che hanno fatto tanti alfisti nel mondo, tanti alfisti nel corso di questi anni, continuano a farlo con passione. Tutto ciò è anche un filo che unisce le generazioni, racconti di padri, di nonni, di epici sorpassi, di battaglie all'ultima staccata. Tutto ciò è un patrimonio, ve l'ho detto, tecnologico, culturale. È la storia di questa officina dove vedete, questi sono tutti i marchi che l'officina ha esposto dalla fine degli anni 40 fino ad oggi, perché questo è un locale storico di Legnano. Questo è un locale storico. Al muro potete vedere le fotografie degli inizi del garage Gasparri. Ora ve li faccio vedere. Eccoci qua. Guardate qua. Questo era proprio l'inizio della storia del garage Gasparri. Questa era l'Alfa Romeo degli anni 50. Questa era l'Alfa Romeo in cui avere una vettura così significava distinguersi dalla massa, di distinguersi dagli altri. Significava raccontare se stessi, significava raccontare anche il meritato successo professionale che si poteva aver avuto. L'Alfa Romeo è stato tutto questo. L'Alfa Romeo è fatta di uomini e di donne eccezionali che le hanno costruite, le hanno collaudate, le hanno progettate, hanno sofferto per poter offrire un prodotto migliore, per poter offrire qualcosa che valesse la pena, la passione soprattutto. La passione, che è quello che non c'è più in un paese come questo, ormai plastificato e nel quale si ragiona troppo in termini di performance, in termini di esecuzione, in termini di redditività. E invece queste automobili che non sempre erano redditizie, perché il margine, per esempio, che c'era su ogni Alfetta era un margine ridottissimo per l'Alfa Romeo. Questo lo ha raccontato uno dei collaudatori storici dell'Alfa. Eppure l'Alfa fece questa vettura in quel modo perché voleva offrire un prodotto fatto di pura passione, diverso da quello che volevano gli altri, diverso da quello che proponevano gli altri. Ecco, gente così, se mi posso permettere, tenetevela cara, perché gente così vi posso garantire che è sempre di meno. E in un mondo in cui tutti sono fotocopie, come diceva San Carlo Acutis, l'Alfa Romeo ci ha dimostrato che ognuno di noi è un originale. E allora, nel chiudere questa trasmissione, nel ringraziare questi due gentleman, questi due amici che, figuriamoci, che in questi 8 anni hanno sostenuto prima il giornale cartaceo e dopo questa trasmissione, l'augurio che io vi faccio, perché avremo modo di ritrovarci, questo ve lo prometto, l'augurio che io vi faccio: continuate a essere voi stessi, continuate ad essere orgogliosi delle vetture che avete, fosse pure un'Arna, va bene anche quella. Perché alla fine, vedete, nell'essere orgogliosi di tutto ciò, voi sarete orgogliosi di una storia, sarete orgogliosi di una passione e sarete orgogliosi anche di questo paese. E questo paese ha bisogno di essere amato, perché quando viene amato, quando siamo tutti assieme, non ci batte nessuno. La storia dell'Alfa Romeo lo dimostra. Con questo noi concludiamo la nostra trasmissione. Io vi ringrazio per averci seguito nel corso di questi anni. Sono le 10 e quasi 56 minuti al mio orologio. Adesso ci sarà il Centro Ronchi e poi tutto il resto della programmazione del sabato. Nel salutarci, cosa c'è domani? Domani c'è Sì. Sì. Ore da aprire e rifare tutto. E faremo i filmati anche di quello, le fotografie anche di quello, così la terremo aggiornata. Bene, bene, il cuore sportivo continua a battere. Grazie a tutti voi per averci seguito. Grazie a tutti voi. Questo lavoro che noi facciamo è alla memoria dell'immenso Giuseppe Casiraghi e dell'amico Giorgio Langella, che in questo giornale ha creduto e questa storia ha raccontato. Voglio ricordare qui anche Mario Lodola e tutti gli altri amici che oggi corrono più veloci per le vie del cielo, e voglio ricordare
CZ 141.002, Alfetta di mio padre, perché anche mio padre era un alfista e corre più veloce pure lui per la via del cielo. Grazie a tutti, buona giornata.